Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido fino a mezzanotte del 22 maggio e decreta un nuovo allertamento per l'arrivo di forti piogge in gran parte del territorio regionale. L'allerta idrogeologica per temporali è infatti gialla in tutti i bacini del Veneto. Le previsioni meteo indicano dalla serata di oggi e per la giornata di domani 21 maggio tempo perturbato con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Cambiamo argomento. È stata inaugurata questa mattina al terminal passeggeri della stazione marittima la seconda edizione di Space Meetings Veneto, 3 giorni di eventi dedicati allo spazio e all'innovazione. Una manifestazione internazionale promossa dalla Regione del Veneto e dalla rete innovativa regionale Aerospace Innovation and Research, che dal 20 al 22 maggio punta a riunire i principali operatori globali della space economy in rappresentanza anche di settori tecnologici emergenti. Un'occasione, come è stato sottolineato, per approfondire il ruolo del distretto dello spazio veneto in una delle principali regioni in Italia nella filiera dell'aerospazio, che a livello regionale vale circa 1,5 miliardi di fatturato e occupa più di 5.000 addetti in 260 aziende. Parliamo di sanità. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il SISP dell'ULSS 4, organizza 2 Open Days con accesso libero e gratuito per la vaccinazione contro il morbillo. Sono invitati alla vaccinazione appunto i bambini dai 7 ai 14 anni che non hanno ancora ricevuto il vaccino o che non hanno completato il ciclo vaccinale con le 2 dosi. Ai giovani in questa fascia d'età il SISP ha mandato un invito a partecipare alla vaccinazione con accesso libero che si svolgerà in 2 giornate dedicate nelle sedi vaccinali di via Trento 17 a San Donà e di via Zappetti 26 a Portogruaro con date e orari unificati, vale a dire venerdì 24 dalle ore 13.30 alle ore 16.30 e sabato 25 maggio dalle 8.30 alle 11.30. Parliamo di un'iniziativa al centro commerciale Nave de Vero che si svolgerà domani e parliamo dell'evento finale del progetto L'altro puoi essere tu, organizzato dall'associazione Oltre il Muro di Dolo, fondata da Pietro Martire in collaborazione con gli itinerari educativi del Comune di Venezia. L'iniziativa ha coinvolto 20 classi e circa 350 studenti che hanno partecipato attivamente alla lezione interattiva e alla discussione sulla disabilità. Gli studenti hanno presentato disegni e fumetti sul tema dell'inclusività e i 10 lavori più rappresentativi saranno trasformati in cartelli stradali e affiancheranno i classici cartelli dei parcheggi per persone con disabilità nel centro commerciale Nave de Vero appunto. La giornata si concluderà con un'opera teatrale a cura della compagnia Gli Alcuni di Treviso sull'inclusività e la consegna degli attestati di partecipazione. E chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.